Allora, eccoci qua, Filippo Agostini, qualità del servizio, diceva Walter Rigobon, contenziosi con il mercato libero, ce ne sono tanti, e l'attività di fatturazione, consumi, valutazione, insomma sono questi nodi cruciali. Che cosa potete dire voi? È tutto reale, perché comunque nel mercato libero ci sono ad oggi 600 società di vendita di gas e luce. E per esempio quando ho cominciato io a gestire gas e luce un po' di anni fa ce n'erano 40, e parliamo comunque di un decennio fa, neanche tanto lontano, insomma. Qualche annetto è passato. Quindi c'è un po' di tutto. Diciamo che l'ARERA ha previsto una serie di paletti per il controllo delle società di vendita, ha previsto delle regolamentazioni, ma manca poi il controllo reale. Quindi chi si comporta onestamente su proprio base volontaria? Non è su base volontaria, il mercato in questo momento è in stato confusionale, cioè c'è la corsa al consumatore finale via telefono, come diceva prima la telespettatrice, o addirittura suonando il campanello per portare a casa il cliente che deve uscire dal mercato tutelato. Ma non è il metodo migliore poi per acquisire fiducia nel cliente, perché niente di peggio che subire un contratto telefonico, perché ci si trova con meraviglia la bolletta di non so chi, ed è la prima cosa che fa il consumatore, noi abbiamo visto, è o andare dall'associazione consumatori o addirittura cambia fornitore immediatamente. Quindi per società di vendita di gas e luce come la nostra, avere un cliente per un mese, due, perché è strappato con le unghie non porta a nulla. Assolutamente. Chiaro che questi signori, queste agenzie di telemarketing e teleselling puntano ai grossi numeri e quindi cercano... Sì. Mi interrompo un attimo, Filippo Agostini, c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Milano, provincia di Venezia. Prego. No, io volevo intervenire sul discorso del telemarketing. Sì. Perché io da anni sono iscritto al registro delle opposizioni, ma continuano a telefonarmi dappertutto. E quando io replico e faccio notare che sono iscritto al registro delle opposizioni, cercano di cavarsela dicendo ma noi vogliamo solo informarla, non vogliamo venderle assolutamente nulla. Quindi alla fine comunque non c'è nulla da fare contro i seccatori del telemarketing. Chiaro. Lei ha già cambiato operatore gestore di energia oppure ancora con quello tradizionale, mercato tutelato? No, io ho cambiato ancora alcuni anni fa, anche perché avevo preso una fregatura colossale facendo un contratto telefonico e appena me ne sono accorto ho cambiato subito di nuovo. Ho capito. Benissimo, adesso giriamo la cosa a Walter Rigobon, grazie della sua telefonata. Nonostante questo registro... L'ho permesso io che continuano... Non serve a niente. No, non è vero che non serva. Allora, basta fare un'istanza all'autorità garante per la concorrenza e per il mercato, perché questo è come dire, un comportamento commerciale scorretto. E quindi basta farlo. L'autorità garante funziona e funziona anche bene, tutto sommato. Nel giro di un mese e mezzo risponde sempre a tutti e fa anche delle istruttorie per vedere se ci sia effettivamente stato o meno un comportamento commerciale scorretto. Quindi le garanzie ci sono, ma la cosa più semplice è quella: buongiorno, io sono, si mette giù il telefono, quella è come dire... Mai dire sì, no, risponde pronto. No, è opportuno stare molto accorti su questa vicenda, perché ora come dire, non siamo arrivati ancora, come dire, al limite massimo. Dal gennaio ne vedremo delle belle, per quello è necessario anche che le imprese tutte comincino a avere comportamenti di informazione però importante, non scrivere il trafiletto perché poi qualcuno anche lo fa, per carità, ma utilizzare i media soprattutto nelle ore in cui ci sono più utenti che guardano o che sentono i media, per fare in modo che ci siano, che le informazioni
entrino un po' e soprattutto si devono replicare nel tempo, perché altrimenti non funziona. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Sono Luigi da Vicenza. Da Vicenza, prego, dica tutto Luigi. Senta, io ho questi dubbi qua. Allora, io sono passato da mercato protetto al mercato libero. Sì. E ho trovato una serie di difficoltà a capire l'esatto vantaggio. Cioè, le proposte sono fatte sul costo della materia prima, però poi ogni azienda aggiunge il suo X% per distribuzione o c'è qualcosa di diverso che non si riesce a valutare. Allora aspetti, resti in linea. Tasse, però. Ok, aspetti che chiediamo. Filippo Agostini, spieghi un secondo, poi Valtteri Rigobon, sì. Resti in linea così le spieghiamo, magari fa altre domande se le la composizione della bolletta da un punto di vista teorico, anzi anche pratico, dovrebbe essere quota fissa, che sarebbe una quota sia potenza che commerciale e che è uguale per tutti. Poi c'è la quota energia invece, quindi i consumi di kilowattometri cubi, e il prezzo viene definito nel rapporto nel mercato libero, mentre nel mercato tutela viene definito dall'alto. Poi quello che riguarda dispacciamento, che riguarda la gestione, trasporto contatore, accise addizionali e IVA sono decise dallo Stato centrale, diciamo, tanto per essere corretti. Quello a cui bisogna stare molto attenti sono nelle offerte nel mercato libero, in cui si parla sì di prezzo vantaggioso della parte energia, ma poi nelle costi addizionali magari viene aggiunto un canone per l'offerta PUN di 10 euro mese. Quello non ci deve essere, cioè il ragionamento va fatto sempre sulla parte di energia. Le quote gestione, trasporto contatore, addizionali, IVA e accise per ovvi motivi possono variare durante l'anno, solitamente trimestralmente, e sono uguali per tutte le società di vendita, comprese anche quelle nel mercato tutela. E non si possono toccare. Chi lo fa va contro legge. Dica. No, era quello che non riuscivo a capire, perché è vero che continua a variare questa cosa, però varia in base al consumo, però delle cosiddette quote fisse aggiungono una voce ulteriore, diciamo, a quelle già. E vale per tutti. Ecco, sì, aspetti che adesso stava dicendo Rigobon, dica Rigobon. Allora, io spacco più semplicemente la fattura in due, proprio la spacco nettamente, costo dell'energia e tutto il resto, compresa IVA che può variare. Certo. Sul gas abbiamo una tariffazione IVA che per una quantità è inferiore rispetto al 22%, viceversa per la elettricità bisogna avere attenzione, come si diceva prima, alla composizione della fattura. La fattura credevano di averla semplificata perché la fattura 2.0 ha in qualche modo, poi non è vero, semplificato ma ha complicato ancor più la vita dei consumatori. Ma che cos'è che cambia per tutti? È la stessa cosa che diceva. Allora, l'unica parte che resta fissa sono gli oneri di sistema e la seconda parte della fattura che non è l'energia. E non dipende affatto dalle imprese. È per quello che non abbiamo un mercato vero. Perché il mercato vero si gioca sul 30, sul 40% del valore complessivo della fattura, che è, come dire, poco rispetto a quello che si attende il consumatore, perché tutti gli oneri di sistema non li decide l'impresa, nessuna impresa decide gli oneri, decide dallo Stato. Siamo sentiti noi, sono sentite le imprese, ogni qualvolta viene fatto questo tipo di modifica, ma il sentire non vuol dire ascoltare, vuol dire spesso sentire e basta, dopodiché l'aumento te lo fanno. Ecco, poi ci sono, come dire, degli aspetti che sono legati anche ai consumi. Dov'è il trucco in genere tra il mercato libero e il mercato tutelato? Il mercato libero può fare delle offerte che sono legate, come dire, a una quantità minima di consumi. Dicono tu paghi 100 euro al mese sulla fattura perché presumi di consumare una quantità di kilowattora
che stia dentro a questa somma. È peccato che il conguaglio te lo fanno a fine anno e quindi questi sono contratti che bisogna stare molto attenti da sottoscrivere perché hanno questa caratteristica e se non la si spiega bene la gente ci va dentro, dice pago 100 euro che mi conviene perché prima pagavo 130, insomma, no? Certo. Filippo Agostini, allacciandosi a questo in modo da chiarire e poi lasciare il nostro telespettatore. Sì, è esattamente così. Bisogna trovare una controparte, una società di vendita che sia trasparente e corretta. Quindi non andiamo a cercare, come ho detto molte volte che sono venuto qua, l'economia a tutti i costi, perché c'è un limite alla convenienza di una società di vendita, che è il prezzo d'acquisto dell'energia. Chi è troppo conveniente, guarda caso poi magari la quota fissa, che è di circa 6 euro, adesso non so i centesimi, molto spesso l'ho vista anche a 18 euro. Ecco che una famiglia che consuma 100 kW al mese, 100 kW diviso 10 sono 10 centesimi in più sul prezzo della materia prima, quindi magari hanno firmato un onorario 6 centesimi, si trovano a pagarlo 16. Cioè il problema qui non è che il mercato tutela è meglio del mercato libero. Il mercato libero può essere più conveniente, offre servizi aggiuntivi quale la app, il portale, il fatto che molti hanno un servizio clienti molto efficiente, la possibilità di variare la propria anagrafica, la propria domiciliazione bancaria in maniera molto veloce, la possibilità di chiedere una rateizzazione molto veloce. Dall'altra parte però ci sono alcune società di vendita che se ne approfittano, diciamo, dell'ignoranza del consumatore finale. Non facciamo che tutte le società di mercato libero sono furfantesche, come dire. Ci sono anche quelle serie, sono quelle che poi vanno premiate. Prima si accennava all'antitrust, l'antitrust è un ente che è molto forte ed è molto attento e si è mosso anche ultimamente contro numerose società di vendita che sfruttano l'ignoranza del consumatore non per far risparmiare, fa spendere anche di più certe volte. Magari poco di più a testa, 5-10 euro al mese, ma moltiplicato per 60, 100, 150 milioni di utenze fa cifre improponibili. Perfetto, grazie a lei telespettatore di averci chiamato, speriamo di aver fatto un po' più di chiarezza, so che bisogna sempre ripetere queste cose, ce ne rendiamo conto perché non sono così immediate e semplici. Grazie a lei, auguri buon Natale naturalmente e andiamo in pubblicità qualche secondo.